Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati con il podcast di Calcio Napoli 24 TV, terza puntata di Caffè Sospeso by Lollo. Buonasera a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, con me c'è Vittorio Bernardo in cabina di regia, come sempre Vincenzo Testa purtroppo. Ciao Vincenzo. Ciao Riccardo, ciao Buonasera Riccardo. e buon venerdì, settimana post Sanremo, ti vedo ancora molto carico. Preso, sono molto preso. Molto preso, ma quest'oggi non parliamo di Sanremo purtroppo, per te. Ma parliamo di qualcosa perché di forse ancora più interessante di Sanremo. Senza il forse, perché solitamente si dice di padre in figlio, questa volta abbiamo fatto di figlio in padre. Ed Emanuele Cerruti, c'è Ciro Cerruti con noi. Ciao ragazzi, buonasera. Prossima Buonasera puntata prendiamo i trisavoli, gli antenati. Esatto, Purtroppo papà non c'è più. Ma il trisavolo c'è ancora? No, Trisavolo no. Però ci sei tu purtroppo, sono io, ci ci sono sei io. tu che rompi le scatole. Ciro, ben ritrovato, Caffè Sospeso by Lollo, il nostro podcast. Emanuele già ti ha spiegato qualcosa, Sì, visto che tu poi non sei molto appassionato di calcio da quanto so. No, io proprio basket, niente. tennis, ma calcio... Perfetto, ne parleremo L'altra giusto un volta poco. c'è stato il problema che io ne capivo poco e loro due parlavano molto di calcio. Quindi puoi anche andare Oggi, via, esatto, questo, no? sto avendo la rivincita oggi. Esattamente. Hai proprio... Parleremo anche di calcio perché insomma c'è, No ragazzi, c'è Como no, Napoli. perché voto per questo. Parleremo anche di calcio, so che ci sono anche dei riti scaramantici a casa Ceruti quando si vede la partita. Sì, ognuno al suo posto nel salotto, poi abbiamo fatto anche dei video in qualche modo che abbiamo fatto capire qual è la nostra passione, la nostra dedizione rispetto al calcio Napoli. Teatro, spettacoli, comicità, ma non solo. Dove nasce la passione di Ciro Ceruti e quando nasce l'idea di Ciro Ceruti di dire farò questo nella vita? In realtà nasce da piccolo, perché considera che io ero ragazzino, i miei amici guardavano i cartoni, sai, ai miei tempi Gigo Robot, Mazinga Z, sono cose che voi manco conoscete, e io guardavo le cassette di Edoardo, cioè, quindi ero già isolato, ero abbastanza isolato all'epoca da questa Loro parlavano cosa. di Gigi che tu non so chi sia, però Edoardo. No, perché il problema è questo, che nasce con te, nasce questo, io lo chiamo il gene malato, che poi purtroppo ho trasmesso anche ad Emanuele e a Luca, quindi quando nasci con quella cosa vuoi fare quello, anche se la situazione familiare era un po' difficoltosa, ostica rispetto alla materia, perché comunque venivo da una... Solitamente si fa successo dicendo io, sai, ero povero, poi grazie al successo poi ho avuto le mie radici, io ho dovuto starci grazie, noi stavamo bene infatti. E invece dopo Per questa azienda che andava bene, quindi ho dovuto fare ho dovuto combattere, perché giustamente mio padre diceva, mannaggia, devo fare l'attore, devo fare l'artista, quando noi abbiamo un'azienda che funziona, ci fa vivere bene. Poi tu avevi fratelli o sorelle? Avevo fratelli più grandi, io sono quarto di 4 figli quindi maschi. più piccolo. Eh sì, è l'ultimo prima di me, 10 anni più grande di me, quindi sono arrivato proprio... Io sono figlio di profilattico bucato. Sì, perché mio padre aveva questo amico che disse guarda, prova questo che è americano, guarda che è straordinario. E come si nutrisse, Effettivamente. c'ha la figlia della mia età, lei è nata il 12 maggio e il 20 maggio, solo mio padre lo voleva ammazzare perché lui ormai mio padre stava tranquillo, sai, aveva i suoi 40 anni, non si aspettava. Poi mia mamma disse vabbè dai, speriamo che sia femminuccio dopo 3 anni. E invece. E invece- Ma però è una pubblicità al contrario, cioè praticamente non c'è la marca di questo preso No, ma sì, che è tipo, fallito. 50 Cioè, anni fa. Con le solite esatto. americanate comunque. Sì, bravo. Le solite americanate. Sarà ho fallito trovato costa dopo. pochissimo, chissà perché. Perché è arrivato il caffè intanto. sì, Poi è tu arrivato. continui a parlare, io faccio la gag che non era prevista. di andare a Bellissimo, prendere il bellissimo. caffè. Tu parla. Vabbè, no, ormai abbiamo fatto pubblicità a questo profilattico americano Che non c'è più. che non c'è più, quindi tu hai pensato, vabbè, ci sono già 3. Quante volte bussano questi? Tu parla, continua a parlare. Hanno già praticamente loro preso il continuo dell'azienda poi. Sì, i miei fratelli? Sì. No, loro sì, già facevano, ma io per un periodo ho comunque fatto quel tipo di lavoro, finita la scuola, però stavo male. Stavo male, cioè Non io- ti piaceva? Era anche un orario comodo, perché tu consideri, noi facevamo orario ufficio dalle 8:30 alle 15, orario unico, perché tu avevi tutta una mezza giornata libera, sabato, domenica festa, si guadagnava bene, quindi in qualche modo aveva tutte le qualità questo lavoro. Ma io Era un'azienda di cosa? prestiti finanziari con le banche, Ah, ok, ok. cioè, È interessante, sì, un ma po' Wolf c'aveva of Wall Street. tutte qualità teneva, però non c'aveva
E invece ho preferito poi fare un lavoro dove lavori 18 ore al giorno, pigli continuamente le porte in faccia. Che è un paradosso. È una malattia, un gene malato. Tu c'hai il È gene arrivato il malato, caffè, adesso vi versiamo tutto quanto, non vi preoccupate. Cioè, comunque, Aveva fatto una cosa incredibile. Però alla fine quello, diciamo, quasi tutti gli artisti sono accomunati da questa voglia di fare nonostante i rischi e le paure che ci sono. Sì, però io probabilmente, come ho detto prima, scherzando, ho detto il fatto che io non ero povero come tutti tanti colleghi importanti, noi eravamo poveri, poi ho avuto il successo e ho avuto... Io forse ho combattuto anche di più, perché poi non ho combattuto sul fatto di essere povero e quindi seta di rivincita, di rivalsa e quant'altro rispetto alla vita. Io ho dovuto combattere contro un sistema familiare ben ramificato e quindi è stata dura. Ho passato degli anni dove ero quasi isolato rispetto famiglia. agli altri, sì, rispetto alla famiglia. Non sui fabbisogni primari, perché su quello ho avuto sempre un grande sostegno, però sul lato intellettuale, sul lato intellettuale. Ciro, lo prendi amaro? Sì, amaro. È un paradosso, perché l'altra volta parlammo con Emanuel, che Se non ti do il caffè perché tu... Bravissimo Ricky, mi rende nervoso, No, come diceva. La situazione già è bella, quindi non... E praticamente Emanuel ci diceva che in realtà, non che abbia combattuto, però quando ti ha detto che voleva fare il comico, tu gli hai detto chi toffa fa. Sì, questo sicuramente ho detto di toffa fa, però io ho fatto il contrario di quello che mi è accaduto a me, cioè nel senso che lo vuoi fare, e l'unica cosa che ho detto, ragazzi, è un lavoro difficile, abituatevi alle porte in faccia, abituatevi alla non sincerità diffusa nel nostro ambiente e non credete mai a nessuno. Loro sicuramente sotto questo aspetto sono stati molto più fortunati di me, perché comunque stavo io oppure comunque loro avevano vissuto perché poi da piccolino li ho portati sempre con me e hanno vissuto in pieno tutto quello che io ho avuto, che sono riuscito ad avere, non sono riuscito ad ottenere per determinati errori, quindi si sono fatti un po' una partita doppia e quindi hanno capito già avevano ben chiaro quello che bisogna fare e quello che bisogna fare. Poi è normale che anche loro avranno le difficoltà, parlo di loro perché ci sta anche Luca che fa quello stesso lavoro, sì. Anche lui ha un talento straordinario come Manuel. Che poi hanno iniziato insieme al grande pubblico, sono arrivati su Made in Sud. Sono arrivati su questo, come dire, frullatore Made in Sud, come si chiama il coso che macina la carne allacciata, la carne ammacinata, ma non mi ricordo. Siamo il bimbi. No, bimbi si cucina, quella famosa, quella che esce con le strisce. Ok. Made in Sud è quello, trita. Manuel non ha mollato, è andato avanti. Per un certo periodo invece Luca, schifato giustamente da tutta quella situazione, per un po' lui non aveva deciso di non far più questo lavoro, ed era un peccato perché era un talento un po'. Col mio appoggio e anche con Manuel, che incominciava a fargli capire che non era sempre quello, sì. Lui è ritornato sui suoi passi, fortunatamente da un lato, perché ripeto, è anche lui un grande talento, sta con me in teatro in questi mesi, è stato veramente molto molto bravo, nonostante la gente faceva i complimenti, non sapesse che era mio figlio. Tra l'altro, insomma, Manuel l'altra volta ci ha raccontato che il primo provino Made in Sud tu non sapevi nulla di quando sono andati a fare. No, vai davanti e tu adesso vicino. Ma lasciami, perché io dico, volete fare questo lavoro? Perfetto, va benissimo. Da tutte le parti dovete andare a capo. E invece te li sei ritrovati là. Tranne qua intendevi proprio quel programma o in generale Colorado? Quel contesto. Ok. Quello era un bellissimo contesto i primi anni dove io ci sono stato. Io ho iniziato con Made in Sud, cioè Made in Sud è iniziato che io già stavo dentro, tant'è vero che ci fu una diatriba tra Gigi e Rosso e il produttore. Gigi e Rosso non volevano fare, io presi il motorino, andai in radio da loro, li feci uscire fuori, li feci ragionare, loro infatti lo dico perché loro lo dicono, loro sono trovati a fare Made in Sud perché sono andato io lì a dire... Questo prima che arrivasse sulla Rai? Solo a farli ragionare, perché poi il resto hanno fatto tutto loro. Prima che arrivasse sulla Rai questo? Sì, era proprio la genesi, cioè nel senso che era all'inizio quando andava su Comedy Central, doveva andare su Comedy Central e canale 34. Quindi voglio dire. Poi lo dico anche io. Cioè, poi sono andato via. Ok.
Sempre come autore lavoravi lì? Sì, sempre solo come autore. Poi sono Con gli Arteteca, ritornato. giusto? Anche. No, in quel periodo no. All'inizio no, perché sono stato pochissimo. Quando io sono andato via non erano ancora andati in Rai, poi sono ritornato quando loro era la prima edizione in prima serata. Ok. Sono ritornato e mi hanno poi affidato i ragazzi che sono straordinari. Che all'inizio quando sono arrivati sulla Rai è stato diciamo il boom di Made in Sì, Sud, il boom quando è tutti in lo seconda guardavano. serata, e quindi Sì. proprio il boom lo misero in prima serata e io arrivai come autore e incominciai a lavorare soprattutto sui ragazzi di Arteteca, che loro dicono sempre, mo ce lo dico sempre io perché l'hanno L'ho detto detto prima loro. loro. Non stai No, rivelando perché a niente me, tipo Corona. è perché cioè, loro erano veramente, non dico l'ultima ruota del carro, però diciamo erano considerati poco, e invece poi insieme abbiamo fatto un lavoro straordinario perché loro sono due persone eccezionali, umanamente di uno spessore umano enorme, e con la loro dedizione, la mia passione e quant'altro siamo riusciti a arrivare Facciamo una a domanda Abbiamo avuto difficile. anche la fortuna di fare, sto parlando di parecchi anni fa, forse 10 anni fa, Un'intervista doppia. che tuttora è su Calcio Napoli 24, il nostro canale YouTube, il video più visto No, di sempre. assolutamente, Quindi pensa un ragazzi. pochino, è un qualcosa A di... parte il fatto che sono molto intelligenti, sono guaglioni intelligenti, ma poi sono per me. Sono una vera coppia, giusto? Sì, qualità. E Assolutamente. guarda che a differenza di quello che fanno in video, quello tosto è Enzo, non Enzo. è Moni è bu bu bu, però poi Fanno la parte. è una pacioccona. Enzo è uno che invece è una bravissima persona, un ragazzo eccezionale, è un quadrato, è uno che gestisce tutto lui e lo fa benissimo. Dobbiamo tornare un po' agli albori, prima di parlare. Cosa ha rappresentato per te Tele Garibaldi? Oh, lo ricordo solo tu sto fatto. No, Telegaribaldi inizialmente poteva sembrare veramente una disgrazia, nel senso che io inesperto, ma cioè, come ho detto prima, venivo da un altro lavoro, feci questo spettacolo in teatro, forse è stato il mio primo spettacolo da professionista, prodotto dagli scenografi, dai sax, doppia coppia, e mi venne a vedere, non lo sapevo, il direttore di Canale 9, Enzo Coppa, e mi chiamò e disse: guarda, io devo formare la nuova coppia per Tele Garibaldi, secondo me siete molto freschi, andiamo a fare sta cosa. Non andò bene, già era incancrenito da una vari esperimenti, mi pare di gennaio, ormai aveva fatto il suo tempo Tele Garibaldi. E quindi a metà stagione io andai via, cioè non andai via, dissi io questa cosa non va bene. Fu chiamato D'Angiò logicamente all'epoca facette poche, ma forse anche era giusto pure perché noi eravamo giovani, lui era comunque già uno che aveva fatto delle cose importanti, e quindi prese totalmente le redini in mano. Io però sono stato sempre una poca futusa sotto certi aspetti, nel senso che a me quando non sto in un gruppo direttivo, non mi piace. finestra, e quindi dissi andai da Enzo Coppa, dissi io vado via, avevo ancora 6 mesi di contratto, dissi io rinuncio Avevi proprio rinunciato a quei 6 mesi rinuncio di allo contratto? stipendio perché a me i soldi gratis non sono abituato a guadagnare. E lui disse: quando mi porterai, e mi chiese scusa Enzo, disse: quando mi porterai un programma più adatto a te, io ti giuro che te lo faccio fare. E così andai via, passando un periodo, perché poi dall'epoca era da poco che ero andato via, che ero separato, quindi un po' perché poi sono passato dalla grande agiatezza, no ricchezza, ma agiatezza che non è la totale povertà, perché io rinunciai a tutto pur di togliermi dai piedi l'azienda che si è creata, tutta la situazione Tu volevi familiare. percorrere la tua strada, Sì, quello che sì. era il Un po' tuo è San sogno. Francesco moderno. Sì, no, esageriamo. Non parli ancora con gli parli animali. ancora. Ho avuto sempre la famiglia alle spalle, Ok. cioè, mi è stato anche un po' semplice dire ok, rinuncio a tutto, Tanto. perché comunque sapevo che se Casi questa di casa emergenza. si pagava con la, Collo in fronte. diciamo così, sarebbero corsi tutti quanti, questo sicuramente. Però la famiglia è sempre stato un leitmotiv della tua Sì, in sì. generale esperienza lavorativa, e non solo, anche adesso con i tuoi figli, per esempio, vediamo anche il lato social, vediamo spesso momenti di vita che Sì. voi fate passare, Quella diciamo, grazie per, a Manuel, per intuizione di comici. Manuel. Ma io penso che in casa sia davvero così. Sì, sì, no, ma infatti Manuel mi dice no, ma non lo faccio papà, perché succede. Dice papà, lo vogliamo fare un video che è quello che è successo, su quello che è successo. E poi devo dire la verità, io, ecco, grazie, per colpa di quel sistema
incancrenito, che io stesso mi ero messo, non era colpa sempre, non colpo nessuno di Made in Sud, mi era stato imposto di lasciar perdere tutto il lato, tutta la mia carriera personale, quindi la recitazione e quant'altro. Ero depresso perché la mia vita è sul palco e quant'altro, e Manuel e Luca disse: papà, secondo me tu dovresti fare, perché noi venivamo da Fatti Unici, non so se ve lo ricordate, grande successo, grandi ascolti esagerati. Il direttore di Rai 2 mi disse: Ceruti, guarda, ti devo chiedere scusa perché non ti conoscevo, e poi devo dirti la verità, io questo programma lo voglio mettere in prima serata. Lui poi passò su Rai 1. Venne vorrei dire tanti aggettivi qualificativi di questa signora a dirigere Rai 2, una signora venete, papà, emiliana, Veneto, Bruno. Quindi disse: prima di tutto, già Made in Sud è assai, non vogliamo altri programmi napoletani, e mise un altro programma che il nostro chiuse l'ultima puntata con il 10 o 11% di share, mise un programma, facevo pure il mese, 3. Perfetto. Scelte aziendali. Saltando tutto, saltarono varie cose, questi, ripeto, per gestioni. C'è ancora un po' sta diffidenza verso Napoli, napoletano, nonostante i numeri. Sì. E quindi praticamente io feci questa. Lasciai questo signore, che non mi va di dire il nome, che il suo interesse era quello che io lavoravo più sull'autorale che sul fatto personale, probabilmente perché se fossi entrato in prima persona in scena avrei potuto oscurare qualcun altro, e quindi lui mi faceva lavorare solo sul aspetto autorale. Poi tutto il macchinone Made in Sud incominciò a scemare, e furono Manuel e Luca in una mia fase di depressione, quando mi dicevano: ma che non fai il web? Cioè, ti vogliono dice di sci. Cioè, io ho fatto la Rai, Ma metto a fare il web. Ma secondo me faceva un linguaggio molto giovanile, dopo poi mi piace. Un giorno quasi, cioè, io immaginavo che c'era buona, fa fatica con il microcontroller. E quindi prestiamoci. Vabbè, facciamo questa cosa, e da lì poi non si è capito più nulla, devo dire la verità. E devo dire che le pagine mie sono cresciute in modo smisurato anche col sostegno degli Arteteca, perché loro mi ripostavano, mi condividevano sulle loro pagine già fortissime, e quindi la pagina cresceva in un modo vertiginoso. Adesso che ti riposta Calcio Napoli 24, come crollano invece i tuoi numeri improvvisamente. Ma è incredibile questa cosa, che il linguaggio dei tuoi video è molto un teatro nel social, sì. che è un paradosso, perché di solito la gente skippa quei video. Io personalmente, quando vedo quei video, dico: fammi vedere come continua la storia. C'è uno storytelling dietro incredibile, che poi molti personaggi sono gli stessi attori, cioè avete una compagnia, non so. Sì, è la mia compagnia teatrale, voglio dire, quelli che io porto. Quindi ti affezioni anche, un po' come guardare Un posto al sole, però umoristico. È un po' la sitcom, perché poi la mia pelle è quella, la sitcom. E infatti una delle sitcom più longeve. Ancora in onda. Ancora in onda. Sì. Io la vedevo la sera quando ero più piccolo, arrivavo là. Io quando facevo zapping, e la vedeva. Prima cioè a casa si vedeva quello e poi Il posto al sole, cioè diciamo era quello là l'andazzo. Ma io Il posto al sole non lo vedevo, quindi. Pensa che se la TV regionale avesse pagato la SIAE, non la paga perché pagano un forfettario, lo vendono la nazionale paga. Ma io sarei il proprietario, probabilmente, ci facevi un stadio a De Laurentiis. Questo allora, è Ciro Ceruti Arena potevamo fare. Bellissimo. Stadium pure veniva bene. E fuori corso come nasce l'idea di fuori corso? Fuori corso nasce da quella famosa promessa che ti dicevo prima di Coppola. Io stavo in teatro, teatrini, sai, roba varia, mi venne a vedere Ciro Villano. Disse: guarda, ma noi abbiamo il stesso modo di scrivere, che si vabbè, disse: vabbè, fammi leggere qualcosa. Cominciamo su questa commedia, che la scrivemmo, la provavamo, noi ci divertivamo tantissimo, però secondo me, perché era un modo diverso rispetto al teatro, anche se facevo già un teatro moderno, era diverso. Vabbè, poi stasera ho svattano, oppure la gente o scassiamo. Fortunatamente la seconda, cioè veramente la gente impazziva, perché noi
Abbiamo tutto un nostro modo di recitare e quant'altro. Facciamo una puntata zero da questa commedia. Io dissi facciamolo perché c'ho una mezza promessa. Andai da Enzo Coppola. Enzo in quel periodo era impegnato alla ristrutturazione della televisione, si è inaugurato un mese, una volta diceva ritorno, una volta faceva così. La terza volta lui secondo me con pietà disse vabbè lasciamela sulla scrivania, se trovo un po' di tempo me la leggo stesso oggi. Dice lascia c'è tempo, già sta in luce questa cosa. Io stavo, Canale 9 sta a Monte di Dio, ero quasi arrivato a San Giorgio, mi chiama Enzo, disse Ciro ma dove sei? Disse no, sono qua, torna indietro perché io ho letto questa cosa, secondo me è geniale. Mi faceva arrassare, questa coda, una rete. C'avevo il cellulare in mano. E la prima edizione sperimentale, noi la chiamiamo, di 15 puntate, noi la facemmo di nascosto alla signora Visione, alla proprietaria di Canale 9, perché dopo i vari fallimenti e quant'altro non ne voleva sapere più di produzione. Enzo ci credeva molto in questa cosa, di nascosto, quando per esempio sapevamo che stavamo in televisione, ci nascondavamo, stop, tu avevi luce, la nascondevi. Enzo poi mandò in onda questa. C'era un palo fuori che aspettava. Sì, c'era Giada, mi pare si chiama. No, mi pare Giada. E quindi praticamente andò bene e a settembre la signora ci chiamò e iniziamo la prima serie di 45 puntate di Fuori Corso. Che è stato un successo clamoroso. Lo possiamo dire. Ha registrato per più sì. di 10 anni, penso. Abbiamo registrato 7-8 stagioni, però abbiamo fatto 250 puntate ed è stata un'esperienza. L'unico problema forse era il fatto che noi non ci rendevamo conto di quello che stavamo facendo. Che probabilmente l'avremmo gestita un po' meglio, Diversamente. sì, l'avremmo sfruttata meglio. Non avevamo un imprenditore, un impresario alle spalle che ci prendeva per le orecchie e ci diceva ragazzi facciamo i bimbi grandi e portiamo al teatro, facciamo... no, al teatro lo portavamo, no, che dobbiamo un attimo raccogliere quello che è giusto raccogliere, sai, cosa avresti fatto di diverso? È ovvio che se tu pensi a Fuori Corso in quel periodo storico e magari lo vai a traslare in questo qua, tra i social, tra Netflix o altro, sarebbe stato quintuplicato ancora di noi più. Noi ci veniamo a vedere una sera per andare a vederci Gino Cogliando, che è uno dei 3-3, non so se voi li conoscevate, i 3-3. Penso di no. Un trio di cabaret molto famoso negli anni '80 e disse ragazzi quando siete usciti sembrava un concerto dei Pink Floyd, cioè facevano in teatro perché veramente la gente è saltata, ma c'era una volta, a parte che noi ci volevamo un'ora dopo lo spettacolo per uscire fuori per tra autografi, le questioni di autografi, non ci si nel fotografo. Poi sono arrivati i selfie. Poi sono arrivati i selfie. Una signora disse: io sono una dottoressa, io ti devo ringraziare, disse, perché grazie a Fuori Corso io sono riuscito a riconquistare mia figlia, ad avere un dialogo con mia figlia adolescente perché condividiamo la vostra puntata la sera. Bellissimo questo. Ma noi non sapevamo proprio di quello che stavamo accadendo e quindi poi abbiamo mandato tutte un po' non si può dire, a lucciole, perché diciamo un po' perché stavamo dando fastidio a qualcuno, un po' perché non avevamo una mente imprenditoriale dietro di noi che ci gestiva e qualcuno pensava che ormai era arrivato. Io posso solo dire che per me quel periodo io lo vedevo sempre come un periodo un punto di partenza, qualcun altro lo vedeva come un punto di arrivo. Quindi c'erano comunque delle visioni. Perché c'erano ragazzi delle visioni tutto a posto, capare mi Pink Floyd, ma si chiama Canel, ci sarà anche solo mio. Sì, perché poi era comunque una gestione anche dell'immagine allora, diversa e della crescita. Esatto, non era chiara allora questa cosa e quindi... È successo quello che è successo, ognuno ha raccolto. E questo momento storico, grazie ai miei figli, grazie al web, con quei numeri che sto facendo in teatro, oggi posso dire che ho superato quei numeri. Quei numeri lì. Da solo, sì. Questa è una grande soddisfazione. Grande soddisfazione e devo molto a Manuel e Luca. Perché loro mi hanno convinto che il web è stato un po' la svolta, la tua seconda vita professionale alla fine del web. Ma tutto è successo in modo inaspettato e
E veramente questi due ragazzi, se quella sera non avessero insistito in quel modo, probabilmente non sarebbe Di solito è il contrario, il padre che insiste col figlio, invece loro hanno ripagato No, il tuo favore. Vabbè, tutte cose insisto, Mettiamo le cose in chiaro. Aglio destivata o cose so, aglio, ma come ti guadagna su te mani? Diciamo a livello finanziario. Anche lo studio, perché Manuel anche lo studio insomma, ha portato a compimento quello che è il percorso di studio. Però sono ragazzi veramente, cioè, no, veramente, ma non per dire, ma veramente non mi posso lamentare. Vabbè, orgoglio di papà, poi Certo, questa la tagliamo io se ne ho ti vuoi 4. mantenere un pochino. No, non andare fa niente. Ne ho 4, ci sono quegli altri 2 piccolini. Ho la fortuna di avere questa famiglia allargata come si vede dai video. E quindi non mi posso veramente lamentare. Però diciamo, devo dire la verità, c'è tanto di. Vediamo il POV tuo, perché noi abbiamo visto il punto di vista di Emanuele, lavorare insieme. Vabbè, poi là dipende un po' dal carattere del singolo. Allora, Un po' in particolare. Manuel, essendo un ragazzo che comunque ha lo spirito di iniziativa, grazie a Dio, molto sviluppato, e devo faticare un po' per impormi, però lui lo accetta, però io vedo che a volte soffre e lo capisco e quindi però voglio dire facciamo sempre delle cose insieme. Luca è un esecutore, mentre Manuel c'ha anche una penna, voglio dire, scrive e quant'altro, e quindi è a largo raggio, probabilmente è meno comico di Luca, però ha una visione un po' più ampia. Luca è un esecutore, Luca è uno che è nata comica, Luca è esagerata sotto questo aspetto e quindi è più gestibile. Luca fa questo che papà faccia, pur caratterialmente è così. Però per esempio sulla vita privata Luca è molto più affidabile rispetto a Manuel, è un po' più artistoide. Allora, quasi l'angioletto e il diavoletto sulla spalla. Sì, non proprio così, però capite, sì, sono diversi. Però si bilanciano alla fine, sì, questa è la cosa. Sì, e poi c'è una cosa fondamentale. straordinaria, che solitamente da fratelli, la storia è piena da fratelli che fanno lo stesso lavoro di gelosie, competizioni qua. Niente. Manuel io lo vedo quando Luca fa una battuta e tutti ridono, Manuel lo vedo sorridente col piacere sul volto e viceversa. Ma Luca, questa è una cosa che non apprezzo. No, ma non è scontata, anzi, no, giustamente dici tu quante volte, quasi non esiste. soprattutto in un mondo come quello, ce lo raccontavi prima, fatto spesso da gelosie, un po' di sotterfugi, bastoni tra le ruote, invece questo. Ma figurati che l'ultimo spettacolo di Manuel che abbiamo fatto all'Augusteo, Manuel si condusse perché ci papà, io quando sta Luca sul palco mi sento più sicuro. Luca si è sposato Da pochissimo, tra l'altro. Scherzo. Capita. Si è sposato, stava in viaggio di nozze, quindi Manuel si sentiva un attimo Spaesato, senza quindi dire. è una cosa straordinaria questa cosa. Che poi è deficiente, però in realtà ha convinto il fratello a fidanzarsi. Sì, Manuel, sì, sono stati tutti e due molto fortunati. Anche su questo devo dire la verità, sono 2 ragazze straordinarie, veramente straordinarie. E poi la cosa fondamentale è che appoggiano i propri compagni nel loro lavoro. E anche questo non è scontato. Se no facevo su, ci mettevo in mese Quello acido e bisbetico. Sì. Al matrimonio parli oro taccia per sempre, Ciro si Lo sai che non si Paolo. dice più al matrimonio? Non si dice più. Non si dice No, più. si Però dice se no, vuoi anzi, intervieni lo facevo il stesso. tarantello stesso. Ma perché quello hanno l'ansia ora, oggi hanno Adesso si paura fa di tutto rovinare il velocemente. matrimonio. Io dico vabbè non lo diciamo, poi se qualcuno si No, ma alza per ormai raccontare tutte le una cosa- formule classiche non si dicono più, neanche puoi baciare la sposo, vedi che a questo punto ci scusando Vabbè, proprio poi Carabin, un altro capitolo perché in un mondo che ormai tutto si va verso il cambiamento, non c'è più tradizione, tutto è normale, è una cosa a me che è triste. tutto è normale. E più questo è non ci normale, sciocca perché più è nulla. normale. Poi come cioè, noi ormai i genitori, non io, ringraziando il cielo, ma non hanno più potere sui propri figli. Capito? Questo è purtroppo vero. Non ci sono più regole, ma fortunatamente non lo dico io, mi fa piacere, lo dicono pure Emanuele e lui, cioè quando c'è le 13-14 anni sarete nelle 4 e 5 la mattina, Ma io penso a 13-14 anni non penso non uscivo manco da casa ancora. No, io Io penso alle 11 massimo tornavo a casa, ma No. scendevo giù al palco. Ragazzi, noi abbiamo la nostra prossima generazione, ma veramente voglio dire, sarà divertente vederli. Saranno i tuoi Uomini e nipoti alla donne. fine. Ma buona razza non siamo Ma gli amici dei tuoi nipoti, esatto, diciamo. quella, sì.
Tornando sempre indietro, diciamo, lui si proietta al futuro, io faccio in passo. Come nasce il rapporto con Ciro e Ciro, con Ciro Chila? Come nasce il rapporto e come si è evoluto con il corso Allora, il del rapporto tempo? nasce, ripeto, stavo facendo uno spettacolo, lui venne a vedere lo spettacolo che mi rimprovera sempre che avevo dimenticato di mettere i biglietti da parte. Comunque vede lo spettacolo e mi dice guarda Ciro, io scrivo pure io commedie, quant'anno, lui già faceva l'autore per delle trasmissioni e lui faceva solo l'autore. Allora poi quando scrivemmo questa cosa insieme e poi la provavamo recitando, cioè ti dice ma perché non reciti? No, ma io non voglio recitare, ma se no mi devi recitare. No? E lui incominciò a recitare perché sotto mia insistenza. Ed è stato un rapporto subito di grande amicizia, fino al momento della rottura. La rottura è stata non tanto per le colpe che ti dicevo prima, che non avevamo un imprenditore, di poca lucidità su determinate cose, c'era lo zampino di qualche nome illustre in quel momento che faceva un po' il nostro stesso lavoro e quindi si lasciò influenzare su determinate cose. Io avevo anche le mie responsabilità sotto altri aspetti e lui decise, la prima volta decise lui di separarsi e io, ecco, avendo quella sottile vena imprenditoriale ereditata dalla mia famiglia, dissi tu stai facendo veramente una grande stronzata perché è come noi abbiamo costruito, abbiamo costruito un bel supermercato e tu in questo momento ci stai buttando la latte e benzina, perché se tu pensi che quello che noi guadagniamo in questo periodo, la visibilità che teniamo in questo periodo, lo teniamo anche singolarmente, tu la rimane, non fai uno spettatore e la stessa cosa, e così fu. Continuammo a fare, dovevamo finire la stagione in televisione, in teatro, fu abbastanza antipatica, anche difficile, immagino. Avevamo il terzo incomodo che ci aveva messo del suo e quindi praticamente andò così. Poi saltò tutto come volevasi dimostrare tutto quello che avevano promesso agli altri due. Era tutto stronzato, il soffacetto su un palchino, era un brucio. Io invece ho continuato per la mia strada. Dopo 2 anni ritornammo insieme, però non era più il lo vaso stesso. tenevo scotch vicino, non era quello di una volta e fui io poi la seconda volta a dire ragazzi, come stiamo in un limbo, questo a me questo limbo non mi va, però quando decisi loro furono i primi a saperlo, invece quando decisero loro io non avevo ponetto a sapere. Vabbè, comunque acqua passata, però poi adesso comunque rimane un grande affetto perché eravamo giovani, inesperti anche lui, perché pure lui veniva da una famiglia, quando era un professore di matematica, quindi era nuovo anche nell'ambiente e si è lasciato con te. Comunque ognuno di noi ha fatto i propri errori. Assolutamente. Vi Anche sentite perché più... quando c'è una rottura. Come no? Come no? Ci sentiamo, ci vediamo, no, questo sì. Avete mai pensato poi, diciamo, Ma posso dire una cosa? di riavvicinarvi adesso con situazioni differenti, magari, soprattutto dal punto di vista voglio dire imprenditoriale? questo, io ho lavorato con tantissimi colleghi famosi e non bravissimi, però io come mi divertivo con quel deficiente di scena e quell'altro ancora più deficiente lui, non è mai successo, non è successo mai più. Detto questo, oggi con grande sacrificio e grande ci fatta veramente ho un afflusso di pubblico di una portata abbastanza seria e l'ho conquistato da solo, permettimi di dire, non rischio a dividere questo mio con persone che comunque hanno un precedente, sì. Capito? Però che si possa fare un evento singolo, fare una festa, cose, io lo faccio molto volentieri. Il lavoro è un'altra cosa. Già ho messo per una volta la mia vita perché quando c'è una società mette la tua vita nelle mani di un altro.
già mi è stato un po', già mi hanno appicciato la prima bottega, secondo me. Non rischiamo. Entriamo nell'ambito Napoli, Riccardo. Tu già vuoi parlare di pallone? Sono ancora un sacco di domande. Anch'io ce ne ho Poi tante, si parla di basket, di tennis, la squalifica di Sinner. Sì, ci sta, però. Io sono tennista, ragazzi. Io sono tennista. Entriamo nell'ambito Napoli. Entriamo nell'ambito Napoli. Come stai vivendo questa stagione? Allora, io la sto vivendo, sai... Mani sul tavolo, no, cioè la sto vivendo con la porta socchiusa, la sto guardando, sai, diciamo, vero, non vero. Io devo dirti la verità, non ci credo ancora, e non per scaramanzia, perché vedo oggettivamente l'Inter una formazione molto più strutturata della nostra. Però c'è Antonio Conte, che al di là che ha una bravura smisurata, ma te ne pure un mazza, cioè, diciamoci la verità, perché se noi andiamo a vedere la partita della Lazio, o secondo gol, quello tira, va sul culo del difensore. E l'autogol. Ragazzi, scherziamo. Quindi lui c'ha una fortuna che qui che a Napoli, voglio dire, non guasta, e quindi abbiamo delle possibilità. Per quanto riguarda invece, a differenza di qualcuno dice dovevamo comprare il sostituto di Kvara, io ci credo sul fatto che sapendo le altre società che noi avevamo incassato quella cifra, davano delle valutazioni superiori rispetto a quella reale, ai giocatori che noi chiedevamo. Questo ci credo. Però io, a differenza, forse avrei preso un sostituto di Anchissà. Perché Anchissà, io lo parlavamo prima, a volte siamo giocatori a 100 milioni di euro, a volte 100.000 lire, cioè veramente i cinesi mi sul campo che assappano testi trozzatelli, perché mi snerva proprio, e quindi forse avrei preso quello, perché contro la Lazio era ormai cotto. Già dal primo tempo, in difficoltà. Senti, De Laurentiis, facciamo così, un tuo spettacolo teatrale, no? De Laurentiis fa parte del team, che ruolo gli fai fare a De Laurentiis in un tuo spettacolo teatrale? Io devo dire la verità, al di là del caratteraccio che dicono gli altri, non ho l'onore di conoscere, cioè veramente l'ho conosciuto una volta, ci siamo sentiti al telefono e ci siamo incontrati in un paio di riunioni, ci siamo conosciuti. Cosa è successo in quelle... No, stavamo ipotizzando di fare un film degli Arteteca. Fu carina la cosa, perché lui si messe questa sceneggiatura, mi chiamò col numero all'epoca del produttore e disse: ma non c'è male, veramente bravo, dai, incontriamoci. Andai a Roma e lo incontrai in questo ufficio, che era questo tavolo enorme che teneva la Coppa Italia. Il tavolo della Filmauro, Sì. C'è anche De Sica dietro col cartonato. Ieri stavo in barca, ho riletto il copione, non mi convince più, cioè la tendina in barca, ho solo pigliato in campo. No, poi non se ne fece più nulla, ma non so perché. Non esiste un film degli Arteteca? Sì, non l'ha prodotto più la okay. Filmauro, non so, però ci ho avuto a che fare. Bel personaggio. Sì, no, io comunque gli farei fare il produttore, ragazzi, ma scherziamo, quello che chissà combinato al di là di tutti, diciamo, il popolino limitato che può dire pappone, non pappone, ma state da zitta, ma noi quando è che abbiamo avuto una striscia certo. così lunga positiva nel campionato italiano? Noi facevamo un secondo posto, proprio per 17-8 anni facevamo l'ottava salvezza, io sono nel 71, quindi ho vissuto Mattolini, Buscolotti, Frappampina, Guidetti, Kroll, Ferrari, cioè stava parlando gente per Mattolini, era un portiere. Che prima scendere in gamba si metteva un sapore, cioè faceva tanti che li papa, non so neanche se è vivo, mi dispiace. Mattolini, chi se lo scorda? Frappampina era un terzino sinistro. Sono i flop, diciamo, del Napoli. Quindi ho vissuto un Napoli, voglio dire, l'unica cosa era battere la Juventus, non avevamo altre. E non la battevo con la Manese, che poi quando è arrivato Maradona l'abbiamo battuto. Tu considera che quando abbiamo battuto con Maradona, io era l'85, avevo 14 anni, e era la prima volta che io vedevo la vittoria sulla Juve, cioè scherziamo. Poi quando è arrivato lui, ragazzi, ma hai lottato per la salvezza,
No, anche il primo anno di Serie A. Anche il primo anno, io ho fatto un abbonamento con mano e la cosa, ma ho lottato per la salvezza, sempre, anzi facevamo già l'Intertoto, fare il Primo anno sì, andammo a fare poi l'Intertoto, poi eliminati col Benfica. Sì, col Benfica, quindi non scherziamo, quindi di fare il mio produttore. Magari con De Laurentiis anche la questione di fuori corso sarebbe andata in maniera giusto diversa. manager per fuori capace di No, ma lui già avrebbe inventato Netflix all'epoca, Sì, qualcosa, qualche piattaforma, perché poi alla fine è anche un è visionario da questo. Quello è la sua forza alla fine. Ma non scherziamo, voglio. Questo E sicuramente. invece il nuovo programma che sta per nascere, Caos. Caos. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un altro programma che si chiamava Snap, un po' per motivi lasciamo perdere, non ci Che interessa. andava Su Canale 21 andrà su Canale 21 Ok. Caos, che fa, c'è sempre sketch, perché diciamo cerchiamo di portare un po' dei mini atti unici in televisione, perché il teatro sta vivendo veramente una fase molto ricca, incassi in teatro ma in tutta Italia. Aggiungo soprattutto il teatro napoletano, tra l'altro. Sì, sta facendo veramente, stiamo andando tutti bene, questo mi fa piacere. E quindi abbiamo portato questa forma già l'anno scorso, questa forma d'arte all'interno della televisione, però non saranno solo sketch, quindi ci serviamo del supporto artistico, autorale, di idee anche di Emanuele e tutto il suo gruppo, ci saranno altri artisti, la stand up, però il corpo principale sono gli sketch, quindi la forma teatrale. Ci siamo sempre di Antonio D'Ausilio con la nuova. Dove sarà possibile vedervi? Canale 21 da mercoledì 26 febbraio alle 20:50, Braticismo Permettendo, perché quello. Quindi le puntate sono tutte in diretta? Sì, sono due. Ah, ok. Sì. Quindi insomma anche le reazioni Bratislava Esatto, permettendo, Cioè, posso dire, da persona che lavora sui social fa content durante la diretta. Fa content, Bellissimo. ma sono puntata. Quindi speriamo di fare content in un Alla altro fine, a modo. fine puntata, vedo, finisce così tremando. Cioè, in è un meglio che altro viene da ausilio, in scena, Anche, è più anche, bello. no? anche. Tu Fai dici comunque che- content, però diciamo, il Continua. pubblico resta là, non si Questo muove. non sarebbe male, comunque. Per i social. Cercherei pure modi D'Ausilio che- diversi io, francamente, rispetto Vabbè, al ci bradisismo. Senti, continuiamo a parlare del Napoli, visto che siamo quasi giunti in conclusione della puntata. Non succede, ma si succede. Un impegno, senza scassare niente, Ma allora, cioè come hai vissuto quello di 2 anni fa, per esempio? allora io l'ho vissuto con una gioia che non è mai esplosa, perché erano talmente tanti anni che non. Perché poi li ho vissuti gli altri 2. Quindi la gioia quando lo vivi per la prima volta è totalmente diversa rispetto a me che era la terza volta. Per era una terza volta non che ti eri abituato, ma era una terza volta ormai non ci speravi più di Dopo 33 anni. rivedere quei giorni, di rivivere quei giorni. E l'ho vissuto quasi che non ci credevo, poi la paura maledetta, pure anche se infondata, l'oppa salernitana, chi lo vuole, e poi segna l'Udinese, ma e poi fuori caso, cioè, è tutto è imploso, non è esploso la cosa. Poi tutto è stato rovinato dall'anno successivo, ecco, forse uno dei pochissimi errori che ha fatto De Laurentiis nella sua gestione. Che poi ne parlavamo prima, no? Poi il momento di onnipotenza Sì, a tutti sì. quanti, anche a un uomo di un'esperienza come lui, Sì. della buona. Anche la poca abitudine forse a raggiungere quei livelli. Esattamente, in quel settore, Sì. perché in altri settori lui l'ha raggiunto. E quindi praticamente si è lasciato un po', però subito la capite, fammi fare un passo indietro. Ti faccio 3 domande sul calcio: Spalletti, Sarri o Conte? Che è una domanda. No, poi ce n'è un'altra. Devi trovare una. Allora, io quello che ho vissuto con Sarri non ho vissuto né Spalletti né con Conte. Ah, ok, sai, adesso. È stato il Era un primo videogioco, step. Era un videogioco. Io mi ricordo una partita, stavamo allo stadio con Mano e lei ha detto un Napoli-Lazio. Cioè, ma era mortificante per gli avversari. Era veramente. No, beh, il Sarri E poi Bolla era uno lo spettacolo. scudetto rubato, scippato per l'ennesima volta, lei non Firenze. colorati. Vabbè, quello è. Beh, stiamo ancora aspettando l'audio del VAR, quando lo senti? Esattamente, non lo sentirò più. La seconda domanda invece sugli attaccanti: Cavani, Higuaín, Osimhen o Mertens? Vai.
Lo so. 4 più difficile, la metà quattro di più difficili, Mi difficoltà. sembra strano. Mertens. Mertens. Che è quello che aveva più cuore napoletano. Cuore Qua Napoli. tra l'altro Ciro. Quindi. Poi ha fatto dei gol di una fattura, voglio, mi sembra Spesso viene sottovalutato. l'ultimo effettivamente. Osimhen, Tra i 4 cioè proprio sotto Vabbè, ci l'aspetto sta. anche epidermico, voglio Ci dire, sta, no? ci sta. Io lo vedo un bimbo minchia proprio, un deficiente Sì, proprio. sì, sì. Vabbè, ci Però sta, Mertens. sì. Mertens spesso viene sottovalutato per quello che invece è riuscito a ha fare. fatto Miglior cose. marcatore della storia del Sai perché? Perché c'è stata una storia strana, lui è stato preso come esterno, era riserva l'Insigne, però bella e buona, poi per una serie di fattori diciamo, anche fortunati, no soprattutto fortunati, l'infortunio di Milik, Milik, perché là, Ha uno storytelling. Sì. mamma mia, C'ha una storia incredibile, una Una serie. bella serie si può fare. una su bella Roberto. serie, perché, Sono sai, allineati poi i pianeti, a me praticamente. ma poi ha fatto dei gol, cioè, a me ha Bello. fatto gol ma c'ho lui alla Maradona, sempre contro la Lazio. All'Olimpico, sull'esterno Io sinistro. stavo allo stadio sia quella volta e sia con Maradona 1984. Poi ti la scena autostrada quando gioca il Napoli, allora Ciro probabilmente per gol di fattura così. Senti, non so se tu hai altre curiosità. Ah, quindi erano due perché- le tue domande. Ho detto 2 domande. Ah, ok, ho capito 3. Ma poi c'è il tennis. Io ho un sacco di curiosità, però purtroppo siamo arrivati Ah, sì. alla fine. dici, vuoi- Posso fare ancora una domanda? Una, vai, scegliene però con cura. Io ho notato che i personaggi che interpretate rappresentano in un certo senso voi. Sì. Cioè, nel senso, il tuo personaggio sei tu anche nella vita reale. È vero, è Luca è un po' più serio rispetto a Emanuele. Emanuele fa più la parte del pazzo, Luca è più quello serio, maturo. Sì, noi siamo, ecco, questo posso dirlo, abbiamo una recitazione molto naturale. Allora, dai fautori della recitazione tradizionale, loro non piace molto storcere il naso perché dice non interpretate, a parte che questa è una mezza verità, una mezza falsità, però è il nostro punto di forza sicuramente, cioè la gente quando mi vede sul palco, ci vede sul palco, vede la verità, perciò si affeziona. Bello, bello. Che è anche un po' il modo di recitare nel periodo neorealista, quando Sì, c'erano sì, gli infatti attori. c'è un'attrice, questa con me, ne parlavamo, dice la tua assurdità, cioè cioè, veramente noi colleghi quando ti vediamo in scena, e che tu pare che sei a casa tua in Coppo Park, intanto stanno 800-900 persone davanti, ed è vera questa cosa, è vera. È la stessa cosa per Romano e Luca, stessa cosa. Ma il rapporto con gli spettatori, con i fan, con gli haters anche, perché qualcuno magari io dico sempre che loro non sono fan, ma sono dei nostri clienti e vive a loro ci danno da mangiare. Quindi voglio dire, vanno rispettati, ci sono dei momenti in cui semmai veramente sei stanco oppure stai pensando ad altro, sei per strada e comunque qualcuno di loro si avvicina per fare una foto. Non è mai successo nella mia vita che abbia detto no, oppure abbia fatto capire che mi stavo infastidendo in quel momento, ma perché non mi stavo infastidendo. E loro ci mettono il piatto a tavola. e quindi vanno rispettati. Un po' Assolutamente. come se il nostro capo ci dicesse firmami un autografo, facciamoci una foto Occhio a insieme. quello che dici, quando no, No, non me l'ha mai chiesto fino ad ora, quindi non può ti ha mai essere- chiesto un autografo? Neanche una foto insieme. Fai attenzione a quelli che sono gli autografi che ti vengono richiesti, fai sempre attenzione. Assolutamente. Siamo arrivati alla fine purtroppo di volato, Caffè vedete. Sospeso, quando ci si diverte è volato. Emanuel ha lasciato il gettone per il prossimo ospite che eri tu. Sì. Tu lasci il gettone al prossimo ospite. Allora, ci stavo pensando a questo, devo dire la verità, e lo vorrei lasciare a una persona con cui sto lavorando negli ultimi tempi, che è Antonio D'Ausilio, ma sai perché? Spesso abbiamo dei contrasti e lui, in realtà non è neanche la parola giusta, spesso io urongo in gol, perché lui è un ansioso, no, ma solo perché lui è un ansioso. Lui è un grande esecutore, un grande Performer. Mi posso mettere da certi chiavette. Una fortuna che c'è lui. È buona così, vabbè. Comunque è straordinario, è un grande artista, però il suo carattere ansioso ha fatto sì che parecchie persone abbiano preso il sopravvento su di lui e in qualche modo abbiano contaminato la sua carriera. C'è stato pure qualcuno negli ultimi tempi, proprio ultimissimi tempi,
Io è vero che oro un gol, però lui ha capito bene che io quando gli do in testa è per il suo bene, nel senso io non avere anzi inutili, certe cose hanno un proprio percorso e tu ci sempre trasmetti, anzi a noi, a me no perché già la carta conosciuta, ma a chi sta intorno a noi. Però tolto questo è una persona umanamente per bene, una persona educata ed è un grande artista e secondo me con i suoi 50 anni che porta molto meglio di me, su questo io lo invidio, ha ancora tanto da dire, quindi mi farebbe piacere lasciare il caffè sospeso. L'unica cosa voglio mettere sul fatto che lui si porta meglio di me perché comunque tenga una moglie, una ex moglie, 4 figli, un quano, che scioglie, e sta solista. Quindi il segreto è restare da soli. Riccardo si è appena sposato, quindi ottimo. Si è appena sposato. Perfetto. Mi dispiace Riccardo. No, figurati. Ti portavi bene. Lascio il mio caffè ad Antonio. Perfetto, allora speriamo che accetti il nostro invito, sarà per noi un piacere averlo qui a Caffè Sospeso. Bailollo, così come è stato davvero un onore e un piacere avere Ciro Ceruti con Grazie mille Ciro. Grazie a voi ragazzi. Grazie mille, è Forza stato Napoli. bellissimo. Questo va sempre detto. Grazie anche a Vincenzo Testa. Grazie Riccardo, grazie a Ricordiamoci te. che Caffè Sospeso torna venerdì prossimo. Sempre, ogni venerdì in prima serata. Esattamente, questa puntata la ritroverete anche sul nostro canale YouTube, qualora insomma voleste rivederla sui nostri canali social, sui canali social di Calcio Napoli intendo YouTube, Instagram e anche gli spezzoni su TikTok, tu che sei uomo Conosci social. tutto ormai, Riccardo. Conosco tutto, oltre al canale 79 del Digitale Terrestre. Grazie a Vittorio Bernardo in cabina di regia, ancora grazie a Ciro Ceruti. Grazie a voi ragazzi, buona giornata. Grazie a tutti per averci seguito, termina qui Caffè Sospeso by Lollo, ci ritroviamo venerdì prossimo allo stesso orario. Buona serata a tutti.